Niente premier, nessuna ambizione per la conquista del Colle. Farò, aveva detto non più tardi di qualche giorno fa, semplicemente il ruolo di allenatore. Detto fatto. Così Silvio Berlusconi, da appassionato di calcio, disegna già la tattica, il modulo della sua squadra, il PDL, in vista delle prossime sfide elettorali. Il primo banco di prova alle regionali in Sicilia. Lo schema studiato dal Cavaliere ha sorpreso tutti i suoi uomini, soprattutto i veterani, ed è facile comprenderlo. Sì, perché Berlusconi ha annunciato tutti in campo, vanno schierate anche le prime linee, bisognerà metterci la faccia e capire chi ha i voti. Dunque è inevitabile lo smarrimento negli occhi dei tanti big che siedono a Montecitorio e a Palazzo Madama, i quali, grazie ad un anomalo sistema elettorale, la poltrona che occupano è frutto della designazione del partito e non di una scelta democratica. Non sono, per intenderci, eletti dai cittadini, come è giusto che sia. E così da tempo i parlamentari nazionali, per carità di ogni casacca, hanno perso il contatto diretto con la gente, con il territorio. Tanto sono garantiti dai vertici, sono paracadutati nelle istituzioni che contano e i voti sono diventati un optional. Ora, in una fase di crisi dei partiti, di sfiducia della gente, l'ex premier ha deciso di mettere tutti alla prova del voto. Anche i volti più noti e significativi del Popolo della Libertà, come il segretario nazionale Angelino Alfano, il presidente del Senato Renato Schifani e così via, saranno chiamati a dimostrare nella competizione di ottobre per l'elezione del Parlamento siciliano di avere ancora aderenza nel territorio, di poter conquistare consensi, dal momento che nell'isola la preferenza resiste ancora. Un test determinante che consentirà a Berlusconi, sulla base del risultato ottenuto, di procedere ad una scrematura naturale, senza traumi, di disfarsi forse di qualche peso elettoralmente morto.